A 300 anni di storia, ma l'emozione che si tagliava a fette questa mattina in piazza San Marco era quella del primo giorno. Ha riaperto i battenti il caffè Florian a Venezia, un simbolo della città nel mondo. Un colpo di chiavi ha spazzato via 3 mesi di chiusura forzata a causa del lungo lockdown che durava dal 9 marzo scorso. Siamo contenti di aver aperto oggi, il 12 giugno, dopo più di 3 mesi di chiusura forzata, e quindi siamo contenti e fiduciosi, speriamo bene nel futuro, speriamo nel mercato nazionale e internazionale. I negozianti della piazza sono stati i primi clienti della giornata, seguiti poi da alcuni turisti e semplici passanti. A brindare per questa attesa riapertura è arrivata poi anche la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che dopo essersi piacevolmente intrattenuta con l'amministratore delegato della società che gestisce il caffè, Marco Paolini, ha espresso felicità e orgoglio a nome della città per questa riapertura. Percorsi dedicati, niente orchestra per ora e massima sicurezza, ma anche ai tempi del Covid il caffè Florian ha mantenuto inalterato il suo ineguagliabile fascino.